anche il trailer. La mattina però su Repubblica di questo no? Chiediamo scusa a tutti coloro che hanno registrato l'isola e non hanno potuto vederla ieri. Si fa con la finale NFL. Dici che c'è qualcuno che l'ha fatto davvero? Potrebbe essere. Vi prego, scriveteci se qualcuno l'ha fatto. Se qualcuno si è registrato l'isola. Però è eliminato Rocco. È eliminato. Che il gruppo di Chiamate Roma gli dà e che devono essere assolutamente contenute, e poi voi dovete aggiungere le altre 12. Poi naturalmente gli daremo anche un genere musicale e una citazione. Allora te previ l'onore di dare la prima parola. Allora, visto che si dice che Rocco Siffredi è stato un po' il vincitore morale di questa edizione, il protagonista, quello più ricordato, Rocco. Quindi la prima parola è Razzino e Rocco. Patrizio, a te l'onore. Io dico Gallinari in onore alla mia prestazione di domenica scorsa a basket. Lui 40 punti, tu 40 minuti di panchina. Quindi tutti i nomi: Rocco, Gallinari, Franceschino. Di che si parlava oggi al bar? Ovviamente dell'affare Calciopoli, quindi anch'io mi adeguo, dico un nome e dico Moggi. Sarei contento. Rocco, Gallinari e Moggi. 3 parole che fanno rima facile. Aggiungete le vostre. L'SMS ve l'abbiamo dato, vi diamo anche la mail. Diretta e dj.it. Naturalmente, se volete, le potete suggerire anche audio attraverso l'applicazione di Radio DJ. 7:15 arriva Lorenzo. Adesso letto, bambini, spegnete la... Io la mia sacca a poche, uso una bocchetta a poche, quella per bignare a poche. Riempio la mia sacca a poche, uso una bocchetta a poche, quella... Riempio la mia sacca a poche, uso una bocchetta... Riempio la mia sacca a poche, uso una bocchetta a poche, quella per bignare a poche. E si ottiene una ganache. Riempio la mia sacca a poche, uso una bocchetta. Riempio la...
Riempio la mia sacca a poche. Uso una bocchetta a poche. Per Bignella. Quella per Bignella a poche. E si ottiene una ganache. Riempio la mia sacca a poche. Uso una bocchetta a poche. Quella per Bignella a poche. E si ottiene una ganache. Sabato alle 719, questa è Radio DJ, chiamate Roma 3131 con il bio Medusa ancora per qualche giorno, poi settimana prossima torneremo in grande splendore in tre, tornerà anche Enrico Totti a far parte dei nostri. Ma tecnicamente, ma come ci arriva? Cioè, come ce la fa? Posso dirti una cosa? Cazzi suoi. Noi amici siamo stati senza pietà. Anzi alzerà alle 3 e comincerà con le stampelle di arrivare a piedi. E linea d'aria da qui quanto sarà? 1,5 chilometri. Alzandosi comodo, alle 2. Tra l'altro Roma fa riabilitazione. E poi Roma comunque è una città a misura disabile. Lo sanno tutti. Ricordiamo che qualche anno fa il comune ebbe addirittura l'ardire di fare dei cartelloni con su scritto veramente Roma, vantandosi Roma a misura disabile. Esatto. Cioè, sotto i commenti erano tutti cazzo state a dire. Proprio su questo Roma proprio ragazzi non si può proprio, come dire, accostare alla parola disabile. E a proposito di parole, ne arrivano centinaia per il giochino di Maxino. Lo sappiamo che è una cosa che vi appassiona anche noi e vi garantiamo la veridicità di questa operazione. Vuol dire che Maxino non è mai informato e lo testimonia il fatto che se avete un account Twitter, per esempio, scegliamo una parola da Twitter, quella che mi dicevi prima, Luca ci dice Switch. Vi abbiamo parlato anche dell'applicazione di Radio DJ che ci piace tanto perché ci permette di sentire tante voci di tante persone all'ascolto. Sì. E la rubrica che ci piace più di tutti è quella delle confessioni. L'avevamo lasciata sospesa venerdì e è arrivato un sacco di materiale. Sai, prendiamo oggi perché liberarsi di un peso che si ha sulla coscienza dalla mattina ti fa andare avanti la giornata. Questa è radio di servizio. Esatto, diciamo che evacuiamo il peso sulla coscienza. Con chi cominciamo, Previ? Allora, cominciamo con uno che ha un problema comune a moltissimi altri. Ciao trio, sono Francesco da Torino e anch'io una volta ho duettato con Pitbull. Succede. Ma quanti featuring ha fatto? Lui tantissimo. Con i tre quarti della popolazione mondiale. Quindi, come dire, lui si toglie questo Francesco, però dici com'è andata, perché il tuo di disco forse lo abbiamo suonato non sapendo. Probabile. Siamo sempre nell'ambito cartoni? Sì. Che dici? Sì. Mi vergogno di dire che ho pianto da piccolo quando è morta la mamma di Piedino, la Balla Incantata. Ciao a tutti, Davide. Sempre il nostro Piedino della Valle Incantata, muore la mamma e lui piange tanto. La sua voce andava sempre più bassa, e ho notato che stava barcheggiando perché ho sentito il rumore del bravo. E poi c'è chi ha problemi scatologici. Buongiorno trio, anch'io ho una confessione da fare. Nei documenti della sicurezza che faccio ogni giorno per la mia azienda scrivo sempre in ogni pagina la parola cacca. Che così? Scritto piccolo piccolo. Sull'ISO 9000, come si chiama? Lui scrive cacca. Ma ve l'abbiamo insegnato tempo fa, si fa un cazzetto. Un cazzettino, quel ci pensi. Però pure dopo passa quella con i passi, lo osserva Matteo. La megalomania continua. Ciao trio, indovinate un po'. Io sono Batman. Con risata finale. Che di Joker, maledetto, non Batman. Ignorante. Un altro dramma comune a moltissimi. Ebbene sì, trio. Anche io, nei primi mesi che stavo insieme a quella ragazza che poi sarebbe diventata mia moglie, sono andato al concerto di Gigi D'Alessio. A me Gigi sta simpatico, però un concerto proprio diventa ostico. Poi non ci ha spiegato se ci è andato con la ragazza che poi è diventata la moglie o prima ancora. Esatto. O forse sta con la ragazza, non ce la porta e ci va da solo, allora è un grosso problema. Ed è un problema comune ad un'altra persona. Ciao trio, sono Patrizio da Roma, tifosissimo dell'Inter, ho la R moscia e lavoro in una radio, ma non voglio aggiungere altro, se no mi sputtano. Volevo confessarvi che anche io sono stato a un concerto di Gigi D'Alessio. Certo. Patrizio, scusa per cortesia, prova un po' a dire Patrizio. Patrizio. No, non sei.
Riempio la mia sacca a poche. Uso una bocchetta a poche. Quella per bignare a poche. E si ottiene una ganache. Riempio la mia sacca a poche. Mia sacca a poche. Eccoci. Buongiorno, bene, bene, voi tutto bene? Ah. Bene. Ciao. Riempio la mia sacca a poche. Uso una bocchetta a poche. Buongiorno, buongiorno. Sì, 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 sì. Bambino, sì, sì, di 3 anni quasi, sì, sì. Io mi vergogno e mi nascondo da qualche parte. Le 22:30 in questo momento, no. Le 7:28 minuti dal mio Mac. Sì. Sì.
Che? Ok, vabbè, vabbè. Ok, sì, sì. Benissimo, una trama fantastica. Sì. Ah, ma bellissimo, fantastico. Ma un po' politica comparata e Sassofrasso. Ciao. Ciao, ciao. Uso una bocchetta Porsche.
Riempio la mia sacca a poche. Uso una bocchetta a poche. Quella per Vignale a poche. E si ottiene una ganache. Riempio la mia sacca a poche.
Riempio la mia sacca poche. Uso una bocchetta poche. Riempio la mia sacca poche.
Riempio la mia sacca a poche. Uso una bocchetta a poche. Quella per Vignale a poche. E si ottiene una ganache. Riempio la mia sacca a poche. Uso una bocchetta a poche. Quella per Vignale a poche. E si ottiene una ganache. Riempio la mia sacca a poche. Uso una bocchetta a poche. Quella per Vignale a poche. E si ottiene una ganache. Riempio la mia sacca a poche. Uso una bocchetta a poche. Quella per Vignale a poche. E si ottiene una ganache. Riempio la mia sacca a poche. Uso una bocchetta a poche. Quella per Vignale a poche. E si ottiene una ganache. E si ottiene una ganache. E si ottiene una ganache. Riempio la mia sacca a poche. Riempio la mia sacca a poche. Quest'anno c'è l'Expo, stavolta mi noleggio un padiglione. Il tema è proprio il cibo, farò il mio leggendario polpettone. Perché il mio ristorante a Carlo Petrusella non va un cazzo, l'abbiamo trasformato. Quest'anno c'è l'Expo, stavolta mi noleggio un padiglione. Il tema è proprio il cibo, farò il mio leggendario polpettone. Perché il mio ristorante a Carlo Petrusella
Dario polpettone, perché il mio ristorante a Carlo Pertusella non va un cazzo. L'abbiamo trasformato, il piatto principale è sassofrasso. Cucina vegetale, abbiamo fatto switch un bel mattino, che prima si mangiava svariate galline. Che prima si mangiava svariati gallinari e il pangolino, perciò l'ammazza porchi si è licenziato per ragioni sue, e in cassa integrazione anche la signorina Trinciabue. Del ristorante prenderò la cloche e svuoterò la crema e farò swash. Dei soldi non ci avrò mai più l'angoscia. Ricchissimo, mi comprerò una Porsche. E se ottieni una ganache? Comprerò una Porsche. E se ottieni una ganache? E visto che ora uscito, comprerò una Porsche. E se ottieni una ganache? E visto che ora è uscito, assume. Comprerò una Porsche. E se ottieni una ganache? E visto che ora è uscito, assumo pure Rocco al ristorante, perché di foto strane si gira per l'Italia, ne fa tante. La gente che fa foto fingendo di tenere la torre a Pisa, lui invece sta disteso, la torre da una strana prospettiva. Ma cosa ne farò di tutto questo goulash di un bidone? È fermo da 6 mesi, mi sa che forse è andato in prescrizione. Farò come gli inglesi, ci spalmo sopra il butter che di oggi magari butterato, i clienti saranno meno moggi. Del ristorante prenderò la cloche e svuoterò la crema e farò swash. Dei soldi non ci avrò mai più l'angoscia. Ricchissimo, mi comprerò una Porsche. A Vinitaly ci vado e poi sussulto. L'Expo ragazzi, quella è una figata. Lo dico in preda a un tipico singulto. Il motto è una gran frase ben studiata. Il motto è una gran frase ben studiata. L'avete già ascoltata? Politica che fa fallo, politica con rigore, politica comparata. Politica comparata. Politica comparata. Quest'anno c'è l'Expo, stavolta mi noleggio piglione. Il tema è proprio il cibo, farò il mio leggendario polpettone, perché il mio ristorante a Carlo Pertusella non va un cazzo. L'abbiamo trasformato, il piatto principale è sassofrasso. Cucina vegetale, abbiamo fatto switch un bel mattino,
che prima si mangiava svariati gallinari e il pangolino, perciò l'ammazza porchi si è licenziato per ragioni sue e in cassa integrazione anche la signorina Trinciabue. Del ristorante prenderò la cloche e svuoterò la crema e farò swash. Dei soldi non ci avrò mai più l'angoscia. Quella per Vignale Posh. Ristorante prenderò la cloche, Riempio la mia sacca e svuoterò la cloche, Riempio la mia sacca e svuoterò la crema e farò swash. Uso una bottiglia Posh. Dei soldi non ci avrò mai più l'angoscia. Quella per Vignale Posh. Ricchissimo mi comprerò una Porsche E si ottiene una ganache. e visto che ora è uscito assumo pure Rocco al ristorante, perché di foto strane si gira per l'Italia ne fatta. La gente che fa foto di tenere la torre a Pisa, lui invece sta disteso, la torre da una strana prospettiva. Ma cosa ne farò di tutto questo goulash? Ne ho un bidone, è fermo da 6 mesi, mi sa che forse è andato in prescrizione. Farò come gli inglesi, ci spalmo sopra il butter che di oggi magari butterato, i clienti saranno meno moji moji. Del ristorante prenderò la cloche, Riempio la mia sacca Posh. e svuoterò la crema e farò swash. Uso una bottiglia Posh. Dei soldi non ci avrò mai più Quella per Vignale l'angoscia. Posh. Ricchissimo mi comprerò una E Porsche. si ottiene una ganache. A Vinitaly ci vado e poi sussulto. L'Expo ragazzi, quella è una figata. Lo dico in preda a un tipico singulto. Il motto è una gran frase ben studiata. L'avete già ascoltata? Politica che fa fallo, politica con rigore, politica comparata. Motto è una gran frase ben studiata. L'avete già ascoltata? Politica che fa fallo, politica con rigore, politica comparata. Sì, Iero Ren. Con rigore, politica comparata. Sì, Iero Ren. Comparata. Politica comparata. Parata. Rigore, politica comparata. Riempio la mia sacca Posh. Uso una bottiglia Posh. Vignale Posh. Politica comparata. Riempio la mia sacca Posh. Uso una bottiglia Posh. Quella per Vignale Posh. E si ottiene una ganache. Riempio la mia sacca Posh. Uso una bottiglia Posh. Quella per Vignale Posh. E si ottiene una ganache. Riempio la mia sacca Posh. Uso una bottiglia Posh. Riempio la mia sacca Posh. Uso una bottiglia Posh. Quella per Vignale Posh. E si ottiene una ganache. Parata. Riempio la mia sacca Posh. Uso una bottiglia Posh. Quella per Vignale Posh. Uso una bottiglia Posh. Quella per Vignale
quella per Vignale Posh, e si ottiene una ganache. Politica comparata. Riempio la mia sacca Posh, uso una bocchetta Posh, quella per Vignale Posh, e si ottiene una ganache. Politica comparata. Riempio la mia sacca Posh, uso una bocchetta Posh. Riempio la mia sacca Posh, uso una bocchetta Posh, la mia sacca Posh. Uso una bocchetta Posh. Uso una bocchetta Posh. Riempio la mia sacca Posh. Uso una bocchetta Posh, quella per Vignale Posh, e si ottiene una ganache. La mia sacca Posh. Uso una bocchetta Posh, quella per Vignale Posh. Uso una bocchetta Posh, quella per Vignale Posh. Quella per Vignale Posh, e si ottiene una ganache. Posh, quella per Vignale Posh, e si ottiene una ganache. Vignale Posh, e si ottiene una ganache. Quest'anno c'è l'Expo, stavolta mi noleggio un padiglione. Il tema è proprio il cibo, farò il mio legge. Quest'anno c'è l'Expo, stavolta mi noleggio un padiglione. Quest'anno c'è l'Expo, stavolta mi noleggio un padiglione. Il tema è proprio il cibo. Quest'anno c'è l'Expo, stavolta mi noleggio un padiglione. Quest'anno c'è l'Expo, stavolta mi noleggio un padiglione. Il tema è quest'anno c'è l'Expo, stavolta mi noleggio un padiglione. Il tema è proprio il cibo, farò il mio leggendario polpettone. Perché il mio ristorante a Carano Pertusella non va un cazzo. L'abbiamo trasformato, il piatto principale è sassofrasso. Cucina vegetale, abbiamo fatto switch un bel mattino. E prima si mangiavano svariati gallinari e il pangolino. Perciò l'ammazzaporchi si è licenziato per ragioni sue. E in cassa integrazione anche la signorina Trinciabue. Del ristorante prenderò la cloche, Riempio la mia sacca Posh, e svuoterò la crema e farò squash. uso una bocchetta Posh, Dei soldi non ci avrò mai più l'angoscia. quella per Vignale Posh, Ricchissimo mi comprerò una Porsche, e si ottiene una ganache. e il ristorante prenderò la cloche. Riempio la mia sacca Posh, una ganache. E visto che ora è uscito, assumo pure Rocco al ristorante. Perché di foto strane, se gira per l'Italia ne fa tante. La gente che fa foto fingendo di tenere la torre a Pisa. Lui invece sta disteso, la torre da una strana prospettiva. Ma cosa ne farò di tutto questo goulash? Ne ho un bidone. È fermo da 6 mesi, mi sa che forse è andato in prescrizione. Farò come gli inglesi, ci spalmo sopra il butter che di oggi magari butterato, i clienti saranno meno moggi moggi. Del ristorante prenderò la cloche, Riempio la mia sacca Posh, e svuoterò la crema e farò swash. uso una bocchetta Posh, Dei soldi non ci avrò mai più quella per Vignale l'angoscia. Posh, Ricchissimo mi comprerò una e Porsche. si ottiene una ganache. A Vinitaly ci vado e poi sussulto. L'Expo ragazzi, quella è una figata. Lo dico in preda a un tipico singulto. Il motto è una gran frase ben studiata. L'avete già ascoltata?
politica che fa fallo, politica con rigore, politica comparata. Riempio la mia sacca Bosch, uso una bocchetta Bosch. È studiata. L'avete già ascoltata? Politica che fa fallo, politica con rigore, politica comparata. Vai, finalone. Riempio la mia sacca Bosch, Politica comparata. Vai, finalone. riempio la mia sacca Bosch, uso una bocchetta Bosch, quella... Vai, finalone. Riempio la mia sacca Bosch, uso una bocchetta Bosch, quella per Vignale Bosch, e si ottiene una ganache, Vignale Bosch, e si ottiene una ganache, Vignale Bosch, E si ottiene una ganache. e si ottiene una ganache. E La sacca Bosch, uso una bocchetta Bosch, quella per Vignale Bosch, e si ottiene una ganache. quella per Vignale Bosch, E si ottiene una ganache. che Bosch, quella per Vignale Bosch, E si ottiene una ganache. che Bosch, quella per Vignale Bosch, E si ottiene una ganache. che Bosch, quella per Vignale Bosch, E si ottiene una ganache. uso una bocchetta quella per Vignale, E si ottiene una quella per Vignale Bosch, E si ottiene una ganache. E si ottiene una ganache. quella per Vignale Bosch, E si ottiene una ganache. Ganache. E una ganache. Quest'anno c'è l'Expo, stavolta mi noleggio un padiglione. Il tema è proprio il cibo, farò il mio leggendario polpe comparata. Rigore, politica comparata. Vai, finalone. riempio la mia sacca Bosch, Comparata. Vai, finalone. riempio la mia sacca Bosch, uso una bocchetta Bosch, quella per Vignale Bosch, E si ottiene una ganache. Quest'anno c'è l'Expo, stavolta mi noleggio un padiglione. Noi ti chiediamo che a questo punto che tempo ci sarà anche a Roma alle 19 al Maxi, che è questo museo meraviglioso di arte moderna dove si tiene la premiazione. Quindi cornice, veramente è tutto giusto tranne i presentatori. Cioè il trailer è bellissimo, la giuria è fighissima. Hanno richiamato noi evidentemente la crisi, morte anche quel settore, quindi noi costiamo poco, è evidente. E che tempo ci sarà secondo te? Intanto diciamo che in generale un lento peggioramento da ovest, quindi ovest, regioni tirreniche, Sicilia, Sardegna, oggi piano piano vedranno aumentare le nubi anche qualche pioggia, soprattutto dal pomeriggio andando verso sera. In nottata il peggioramento tenderà a coinvolgere un po' tutta l'Italia per una giornata domani insomma che sarà abbastanza schifo dappertutto, diciamo pure domani. Quindi è un lento graduale peggioramento. Stasera direi a Roma magari ce la caviamo con qualche nuvola. Ecco, secondo me. Ma state a coperto, mica ci importa. Infatti, può anche piovere. Intanto, e poi ecco, avrei
Concludiamo per la Pasqua e dirò solo così, farò solo un verso. Attenzione, potrebbe essere buonino, buonino. Quindi tu addirittura in anticipo di 2 settimane, cioè 10 giorni di anticipo, ti lanci così senza paracadute. Allora, anche perché ieri appunto Andrea Michele mi aveva chiesto su pasto, io ho detto, gli ho promesso che l'avrei detto. Sì. E quindi allora domani ci devi fare il verso per la Pasquetta, che è quella più importante. Va bene, Pasquetta, sì, che è ancora più, a volte più importante. Sì, perché si va fuori. Quindi esercitati davanti allo specchio. Grazie Enrico, domani un abbraccio. Ciao. Radio, DJ, One Nation, One Station. Arriva la Pasqua e da Pan Panorama la colomba è in regalo. Fino al 4 aprile acquista 1 o 2 colombe, riceverai un buono spesa dello stesso valore che potrai usare la settimana dopo Pasqua. Colomba in regalo nei supermercati PAM e ipermercati Panorama. Sono Bill Wright, consulente riduzione costi. Abbiamo un problema. La nuova Polo costa come la vecchia, ma in più unica della categoria ha sistema anti-collisione multipla e rilevatore di stanchezza di serie. Voi di Volkswagen lo sapete? Sì. Allora voi avete un problema. Siete pazzi. Nuova Polo, ancora più tecnologica, ancora da 10.900 euro e con progetto valore Volkswagen tua da 129 euro al mese. Anticipo 2.285 euro, TAN 3,99, TAEX 6,48 fino al 31 marzo. Info su Volkswagen.it. Buongiorno, la nuova stagione. Avete già scappato? Finalmente con il nuovo cambio automatico super veloce. Non cambi mai. E allora davvero cambi mai? Proprio mai. Tua anche con un anno di RC Auto e assicurazione. Il tema è proprio il cibo, farò il mio leggendario. Del ristorante prenderò la cloche. Ristorante prenderò cassa integrazione, minatrice a bue. Del ristorante prenderò la cloche. Minatrice a bue. Del ristorante prenderò la cloche. Giabue, 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 del ristorante prenderò la cloche. Riempio la mia sacca poche. E svuoterò la crema e farò Riempio la mia sacca poche. e svuoterò la crema e farò squash. Riempio la mia sacca poche. E svuoterò la crema e farò squash. Riempio la mia sacca poche. E svuoterò la crema e farò squash. Riempio la mia sacca poche. E svuoterò la crema e farò squash. Riempio la mia sacca poche. E svuoterò la crema e farò squash. Riempio la mia sacca poche. E svuoterò la crema e farò squash. Uso una bocchetta poche. Dei soldi non ci avrò mai. Uso una bocchetta poche. Dei soldi non ci avrò mai più l'angoscia. Uso una bocchetta poche. Dei soldi non ci avrò mai più l'angoscia. Uso una bocchetta poche. Dei soldi non ci avrò mai più l'angoscia. Uso una bocchetta poche. Dei soldi non ci avrò mai più l'angoscia. Uso una bocchetta poche. Dei soldi non ci avrò mai più l'angoscia. Uso una bocchetta poche. Dei soldi non ci avrò mai più l'angoscia. Quella per Vignale poche. Ricchissimo mi comprerò una Vignale poche. Ricchissimo mi comprerò una Porsche. Vignale poche. Ricchissimo mi comprerò una Porsche. Vignale poche. Ricchissimo mi comprerò una Porsche. Vignale poche. Ricchissimo mi comprerò una Porsche.
Vignale Porsche. Ricchissimo mi comprerò una Porsche. Vignale Porsche. Ricchissimo mi comprerò una Porsche. Vignale Porsche. Ricchissimo mi comprerò una Porsche. Del ristorante prenderò la cloche. Riempio la mia sacca Porsche. E svuoterò la crema e farò squash. Uso una bottiglia Porsche. Dei soldi non ci avrò mai più l'angoscia. Quella per Vignale Porsche. Ricchissimo mi comprerò una Porsche. E si ottiene una ganache. E visto che ora è uscito, assumo pure Rocco al ristorante. Perché di foto strane si gira per l'Italia, ne fa tante. Oggi del ristorante prenderò la cloche. Del ristorante prenderò la cloche. Riempio la mia sacca Porsche. E svuoterò la crema e farò swash. Uso una bottiglia Porsche. Dei soldi non ci avrò mai più Quella per l'angoscia. Vignale Porsche. Ricchissimo mi comprerò una E Porsche. si ottiene una ganache. Vignale Porsche. Ricchissimo mi comprerò una E Porsche. si ottiene una ganache. A Vinitaly ci vado e poi sussulto. L'Expo ragazzi, quella è una figata. Lo dico in preda a un tipico singulto. Il motto è una gran frase ben studiata. L'avete già ascoltata? Politica che fa fallo, politica con rigore, politica comparata. Vai, finalone. Riempio la mia sacca Porsche. Uso una bottiglia Porsche. Quella per Vignale Porsche. Già bue, del ristorante prenderò la cloche. Questa assumo pure Rocco Squash. Del ristorante quest'anno c'è l'Expo, ristorante prenderò. Chiunque si deve inginocchiare davanti a questo disco, Rat Cell Control 1984. Ripeti pubblicamente come hai detto, Patrizio. Suona benissimo. Suona ancora benissimo. Suona ancora molto bene. Come suonano molto bene le vostre domande in audio che arrivano tramite l'applicazione, tra le tante quelle di una piccola ascoltatrice. Mi dite come si fa una ganache? O forse un piccolo ascoltatore. Sì, non dovrebbe essere quando sono piccoli. Mi dite come si fa una ganache? Molto semplice. Riempio la mia sacca Porsche. Uso una bottiglia Porsche. Quella per Vignale Porsche. E si ottiene una ganache. Eccolo là. Noi lo sappiamo così, però a questo punto chiediamo direttamente ad Alessandro Borghese. Buongiorno Alessandro. Buongiorno Pio, come state? Noi bene. Come stai? Sempre molto carico, che bello. Benissimo, benissimo. Senti, come si fa una ganache? Ah, la ganache ci vuole la cioccolata e la panna.
Molto molto semplice, molto molto semplice. Si mischiano i due elementi insieme, si fanno freddare, poi si mettono in una sacca posta. Che bello! Si mette nella sacca poche. Senti, il motivo di questa telefonata è uno, sapere come stai, ma sappiamo che sei in forma. Tra l'altro sei molto dimagrito, mi sbaglio? Assolutamente, sono l'uomo dell'effetto fisarmonica, capito? Quando lavoro troppo in cucina sono un goloso e mangio. Sì. Poi vado a fare un programma e dimagrisco, poi rimangio. Adesso in questo momento vorrei una bella bomba alla crema. Ma come hai fatto a dimagrire facendo un programma che va in onda domani sera alle 21:10 su Sky 1 che si chiama 4 ristoranti? Perché tu hai messo a confronto 4 ristoranti a conduzione familiare, giusto? Però in Puglia. Come fai a dimagrire? In Puglia. Sinceramente quando ho registrato la Puglia e la Basilicata c'avevo un bel 39 di febbre, sì. E quindi quindi lì un mal di pancia pazzesco. Vuoi raccontare? È stato un deterrente all'ingrasso, diciamo. Ma come funziona il programma? Ci sono 4 ristoranti? Funziona che ci sono 4 ristoranti, 4 ristoratori, 4 persone che comunque fanno questo di mestiere. E io li metto in casa di loro, nel senso che è eccezionale perché è un gusto vergine, non è contaminato, no? Quindi ha i sapori nuovi, il piccante, l'acido, così tante volte li sorprendono, quindi loro si mettono e fanno queste sperimentazioni abbastanza, insomma, da mago Merlino. Fanno una pozione, fanno delle pozioni magiche che tirano fuori dei piatti eccezionali, veramente, poi hanno il bambino c'ha la fantasia dalla sua parte, no? Non è viziato anche dalla telecamera, quindi certo, è molto più gioco, certo. Si diverte. No? Sì. Allora, Alessandro, a noi non rimane che dare l'appuntamento a tutti i nostri ascoltatori domani sera su Sky 1 con 4 ristoranti e a te dare appuntamento qui quando vorrai, perché come sai questa è casa tua. Qui ci sono i tuoi amichetti che ti aspettano. E la famosa sacca la bomba alla crema. Facciamo una ganache live. Facciamo la sacca bellissimo. Grazie Alessandro, in bocca al lupo per domani. Ciao. Eccoci. Sì, ho mandato anche una seconda versione con i cori, non so se è arrivata, vediamo. Va bene, ciao.
Sono qui, sono qui. Ho aggiunto anche i cori, sì. Non vi ho detto non vi ho detto il titolo ancora, che è importante. Era Expo 2015 Padiglione Sciacca Posh. Esatto, grazie. Ma meno di 15 secondo me. Sì. Non so, com'era? Grazie, via. Ciao, ciao.